Siamo ad Escolca, un paese, grazioso paese del Sarcidano, ai piedi della Gera di Serri, dove si svolge la manifestazione Saddia de Sollu e Suliori. Ci troviamo a Sadomu Deis Pilatus, antica casa definita così dal soprannome della famiglia proprietaria dello stabile. Diventata di pertinenza del comune, la casa è diventata un museo dove vengono custoditi attrezzi e oggetti della tradizione contadina di Escolca.
Accanto a me il sindaco di Escolca, Eugenio Lai, manifestazione Sadia de Sol Suliori che mette in mostra l'olio, ma non solo, l'eccellenza del territorio non è solo l'olio. Ma mette in mostra la sopravvivenza stessa delle nostre piccole comunità, ripartire da ciò che sappiamo fare meglio, dall'agricoltura, dal mondo dell'allevamento, dal mondo agropastorale, penso sia l'essenza stessa di una comunità. In questo momento sono in gioco diversi contributi, diversi bandi che possono incentivare l'agricoltura giovanile, possono riportare i giovani nei nostri campi, possono rappresentare lo sviluppo stesso della nostra economia. Ripartire dalle nostre tradizioni, ripartire dalle nostre economie, dalle nostre coltivazioni, dai nostri sapori può rappresentare sicuramente una via di sviluppo e può rappresentare una lotta contro lo spopolamento, che in questo momento è il problema principale delle piccole comunità. Abbiamo visto antichi saperi, antiche tradizioni con persone, diciamo così, di una certa età, di una certa esperienza. Questo vuol dire che il ricambio generazionale fatica ad avvenire? Ma diciamo che a Escolca crediamo molto nel passato, crediamo molto nella forza degli anziani, tra virgolette, crediamo molto nella forza della consuetudine, nella forza del tramandare le nostre tradizioni. Allo stesso tempo il tramandare delle nostre tradizioni deve essere legato a un forte sviluppo anche tecnologico che in questo momento stiamo avendo. In occasione di Sadia de Sollo e Suliori, il comune di Escolca ha aperto ai visitatori Casa Seu, antica casa che ospita per questa manifestazione non solo la mostra fotografica del paese, ma anche i laboratori di pane, di fregola e di macaronis de Giolidiu.
Accanto a me Carlo De Ida, uno dei panificatori di Escolca, abbiamo tantissimi tipi di pane, tanta gente che è venuta a comprare. Sì, in effetti per la sagra viene tantissima gente a trovarci per degustare i nostri prodotti. Fate qualche tipo di pane particolare? Sì, oltre ai classici che facciamo di semola, abbiamo un prodotto qui, guardi qua, questa parte, un prodotto di asparagi, fatto con gli asparagi. Asparago selvatico naturalmente, è passato solo con l'asparago selvatico. E viene apprezzato? Sì, moltissimo, moltissimo. Specialmente per la sagra noi lo vendiamo a gran richiesta. Siamo con la signora Annilde De Ida di Escolca che ha fatto tutto questo bel pane. Di che tipo? Che tipo di pane si tratta? C'è il pane con la ricotta, poi c'è il pane con le favette soffritte e impastate con la farina. Poi c'è il pane con le cicciole di maiale e con lo strutto. Poi c'è il pane bianco di semola di grano duro e il mordicioso lo stesso, fatto sempre di semola di grano duro. Non solo il pane, ma vediamo anche tanti dolci. Sì, anche i dolci. Ci sono le formaggelle di ricotta, poi ci sono le formaggelle di formaggio fresco, poi ci sono gli amaretti e i bianchini, poi ci sono le ciambelline fatte con la marmellata e le crostate con la marmellata lo stesso. Siamo con Maria Luisa che sta dimostrando come si facevano un tempo le candele in una bottega che, insomma, diciamo così, lavora da tempo. Sì. Allora, diciamo che questo sistema antico si può riassumere in 3 fasi. C'è la preparazione dello stoppino col cotone grezzo, c'è lo stoppino che viene appeso a questa ruota e poi viene colata la cera a strati. Una volta che si è raggiunta la grossezza della candela desiderata si poggia nel tavolo di marmo e si addrizza. In questo modo si ottenevano, diciamo, candele di notevole altezza con dei piccoli recipienti di cera. Mediamente quanto tempo ci vuole per preparare una candela? Se ne preparano, diciamo che una candela non si prepara mai con le ruote, decidono i chiodi. Qui ci sono 40 chiodi, quindi per esempio una candela di questa misura in 3/4 d'ora sono pronte, una quarantina di candele, se si lavora proprio con un ritmo così regolare, in un laboratorio, se si ha un po' di manualità.
Abbiamo notato in questa giornata che ci sono tante persone di una certa età che continuano questo tipo di lavoro, un po' con passione, un po' proprio per lavoro. C'è un problema di ricambio generazionale, i ragazzi hanno difficoltà nel imparare questo tipo di attività? Tantissimo, non si applicano ad imparare nuovi mestieri e se lo fanno poi invece trovano difficoltà a continuare in questo lavoro. Magari sì, lo prendono così, giusto per imparare qualcosa momentanea, però non lo sfruttano e poi lo mettono da parte, insomma, diciamo. È un peccato perché si rischia di perdere la tradizione di Escolca. Certo, perché tanti lavori potrebbero dare, come stavo dicendo, uno sbocco per il futuro. Come mai avete scelto questo binomio di Sollo e Soliori per il titolo di questa manifestazione? Ma perché sono i nostri prodotti, sono le eccellenze della zona. L'olio poi, oltre ad avere avuto anche dei premi, è un ottimo olio. Il grano lo stesso, ha ricevuto anche dei premi, si produce il grano Capelli che è un ottimo grano per la panificazione. Una manifestazione, quella di Sadia del Sollo e Soliori, che va in archivio con grande soddisfazione. Con questa manifestazione vogliamo far conoscere, oltre alla nostra ospitalità, il nostro paese, dove vivono ancora antichi strumenti di lavoro e antichi sapori. Volevamo valorizzare i nostri prodotti quali grano e olio e con la speranza che possono essere il futuro per i nostri giovani. Esa propia de Anova.